Primavera in Prato, come sono andati questi 3 giorni di mercato per voi? Siamo molto contenti di questi 3 giorni di mercato, c'è stato molto afflusso di gente e anche adesso, essendo pranzo, c'è tantissima gente e niente, siamo molto contenti della manifestazione. Allora, la manifestazione non è partita bene. La manifestazione normalmente dovrebbe partire di sabato, non di domenica, però qui c'è un problema col mercato che va a finire tardi. E quando si arriva al lunedì, siccome è una giornata di lavoro, la gente purtroppo deve andare a lavorare, fa più fatica a venire in fiera. Se poi si mette anche il tempo e altre cose, la manifestazione non ha quella vivacità che dovrebbe avere. Prima edizione di Benvenuta Primavera, come è andata? Oggi è l'ultimo giorno. Sta andando piuttosto bene, c'è abbastanza un movimento, si spera nel pomeriggio che ce ne sia di più e domenica ce n'era tantissima, è stato un botto, ieri non tanto, ma era anche brutto, un po' più brutto. Cosa proponete il vostro banco? Abbiamo lo strudel, gli spezzli abbiamo portato dal Trentino, da San Martino di Castrozza e abbiamo il goulash, prodotti tipici insomma. Quali sono i prodotti che proponete? I profumi eccellenti si sentono. I nostri sono i prodotti tipici pugliesi, le orecchiette alla crudaiola, bruschetta col pomodorino fresco, antipasto e burrata e mozzarella. Buoni prodotti, come sono andati questi 3 giorni? Insomma, non ci possiamo lamentare. È bellissima, è ottima. Noi veniamo da fuori, è la prima volta che siamo qua e niente, ci è piaciuto tanto. Una bella iniziativa che fa muovere anche i cittadini a conoscere nuovi sapori anche. Esatto, sì, è una bella iniziativa perché appunto dà l'opportunità, come ha detto lei, di conoscere sapori di varie nazioni e quindi insomma sì, credo sia una cosa veramente carina. Il primo giorno che vengo e devo dire che mi piace molto come idea e anche perché ci sono appunto delle belle cose, si trovano cose varie e carine. Bello, prego. Grazie. Che cosa ti sei presa? Fish and chips.